ecco la situazione meteorologica. Permangono condizioni di stabilità sulla penisola italiana grazie all'estensione di un promontorio anticiclonico verso nord, ma l'affossamento di una saccatura sul Portogallo favorisce la risalita di un debole flusso meridionale tra sud della Francia e Mar Ligure, responsabile degli annuvolamenti sul centro della regione. Oggi nuvolosità sui versanti marittimi del Genovese e Savonese, ma in assenza di fenomeni. Possibili occhiate di sole invece sulla riviera di Levante, soprattutto le zone interne, l'estremo ponente e in graduale estensione anche a Spezzino e Tiguglio. Infine sui versanti padani cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori con possibili rinforzi nel pomeriggio e mare poco mosso sotto costa, localmente mosso al largo. Le temperature in lieve diminuzione ma soltanto nei valori massimi sui versanti marittimi savonesi, ovunque entro i 17-18 gradi. Per domani, mercoledì 8 aprile, i tecnici della Limet prevedono nuvolosità sparsa in mattinata e poi lascerà spazio a cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore pomeridiane, tranne che sui versanti marittimi savonesi dove bisognerà attendere il tardo pomeriggio. Cieli tersi sui versanti padani e in quota per tutta la giornata. Venti deboli da est e sud-est fino al tardo pomeriggio, poi rotazione serale a nord a partire dal settore centrale, mare poco mosso al largo, quasi calmo sotto costa. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, saranno in leggero aumento sulla costa.